Esatto. E torniamo in studio col secondo ospite, come preannunciato, di questa nostra mattinata a parlare di imprese in tempo di Covid. Siamo in presenza della responsabile del Cubo Rosso, Giada Marafon. Buona giornata a lei, dottoressa Marafon. Buongiorno a tutti. Noi abbiamo detto responsabile del Cubo Rosso, messa così sembra quasi un luogo di divertimento il Cubo Rosso. Tra l'altro vi invitiamo a vedere il sito perché non è un luogo di divertimento, è un luogo in cui ci si diverte e si impara molte cose, oltretutto. Lei è responsabile del Cubo Rosso, il Cubo Rosso è una realtà all'interno del contesto insomma, che abbiamo introdotto con il dottor Sinigaglia parlando di Forema, che però si distingue per quali caratteristiche? Il Cubo Rosso è un brand di Forema, in fondo, ed è un contenitore di progetti formativi e di attività che hanno come oggetto principalmente la gestione del cambiamento, quindi l'introduzione in azienda di nuovi modelli organizzativi con un riferimento particolare a tutto quello che è il digitale, quindi a quei cambiamenti e a quelle trasformazioni aziendali che hanno come driver la digitalizzazione. Anche lei dal suo punto di vista come sta vivendo questi difficilissimi mesi? Questi difficilissimi mesi sono stati un momento di crisi non annunciata, ma che per chi si occupa di digitalizzazione in qualche modo hanno rappresentato anche un grande assist a velocizzare dei cambiamenti che sono in essere da molto tempo nelle nostre imprese, nelle nostre aziende, e la trasformazione digitale non è più una scelta e questi ultimi 8-9 mesi ci hanno dimostrato che è una condizione senza la quale a questo punto possiamo proprio dire che non si può vivere. E quindi è uscito sicuramente anche da quelli che sono i perimetri organizzativi e lavorativi e ha pervaso ed invaso le nostre vite. La definizione che si dava del Cubo Rosso, perché non è una realtà che è nata ieri, no? Il Cubo Rosso esiste da diversi anni, faceva effetto proprio per il termine che usava per definire, un incubatore di aziende, cioè l'incubatore ci riporta alla neonatalità, per cui un qualcosa che ti aiuta a crescere e a crescere anche in maniera abbastanza serena. Certo, è un incubatore nella misura in cui vuole creare un luogo di contaminazione positiva. Questo termine oggi sì, può assumere un connotato negativo, ma noi vogliamo ancora dare un'accezione positiva alla possibilità di incontro, anche se è virtuale. Ed è un incubatore nella misura in cui funge anche da acceleratore di trasformazione. Quindi il nostro obiettivo è quello di creare delle community di aziende, di rappresentare un luogo dove l'innovazione è un fenomeno che le aziende devono intraprendere, che sicuramente per farlo devono essere accompagnate, e se qualche tempo fa, qualche anno fa, ma anche meno, le trasformazioni organizzative, come citavo prima, i nuovi modelli organizzativi potevano avere a che fare con tantissimi fattori, oggi il fattore predominante di quando un'impresa cambia è sicuramente l'introduzione di aspetti digitali e informatici in qualche modo. Ecco. Facciamo un discorso antipatico, quando si dice un discorso di genere, già con questo termine ci si sega le gambe. Ci scusi, insomma, noi volevamo semplicemente chiedere, da donna a donna, nel senso, lei vede abbastanza donne in ambito imprenditoriale o ancora l'ambito imprenditoriale è un traguardo che nel femminile non ci sembra? Mi piacerebbe vederne di più, però ne vedo qualcuna in più di qualche tempo fa. Meno peggio di un tempo, insomma. Meno peggio di un tempo. Un grande tema della presenza femminile, più ancora che nell'imprenditoria, c'è nell'ambito delle materie scientifiche. E quindi quando noi parliamo di digitalizzazione, quando parliamo un po' prima che parlare all'interno delle aziende, affrontiamo questi temi come si diceva anche nella prima parte, legati alla formazione anche scolastica, universitaria o di percorsi alternativi, la presenza femminile in questi percorsi è ancora piuttosto scarsa, perché paghiamo ancora un po' uno scotto culturale per cui queste siano materie appannaggio degli uomini. Sì, perché insomma, se si addirittura arriva a leggere la digitalizzazione non è femminile, insomma,
anche questo tipo di dichiarazione però purtroppo ha dei riscontri nella realtà. Ce li ha, devo dire che ce li ha, gli interlocutori all'interno delle aziende che trattano questi temi spesso appunto appartengono al genere maschile, ma io non sono pessimista in questo senso e penso che le nuove generazioni abbiano la marcia in più di quella attuale generazione che sta nel mercato del lavoro e che, pur portando con sé tanti limiti di cui si parla molto rispetto ai giovani di oggi, hanno sicuramente un grande vantaggio, che è quello di non considerare né i gap di genere né quelli anche generazionali più come un limite. E quindi su questo voglio esprimere un forte ottimismo. Sì, un salto di qualità, insomma, fortunatamente, siccome siamo sempre portati a giudicare questi giovani, i giovani digitali, non hanno avuto le nostre esperienze sul campo. È una diversa prospettiva, crediamo. Questa è una prospettiva diversa ed è un grande tema di cui ci occupiamo all'interno del Cubo Rosso, che noi chiamiamo, che insomma si chiama reverse mentoring, ed è il fenomeno per cui entrano in relazione all'interno delle organizzazioni le nuove generazioni con le generazioni più mature. E il reverse mentoring ci insegna a fare in modo che ciascuno possa dare il proprio contributo allo sviluppo, all'innovazione aziendale, nella misura in cui le generazioni più mature hanno l'esperienza e quindi conoscono da dove è arrivata quell'azienda, conoscono il perché quell'azienda esiste e hanno con sé un know-how molto forte. Le generazioni più giovani ovviamente per ovvi motivi non hanno a disposizione tutto questo, ma hanno una grandissima abilità per il tema di cui stiamo parlando, digitale, quindi sono molto abili ad apprendere nuove tecnologie sempre differenti. Allora ciascuno può portare un grande valore e, come a noi piace chiamarla, creare l'innovazione a chilometro zero. No, ma è giustissimo. Ma guardi, è un assioma anche sportivo, se vogliamo, cioè squadra vincente non è mai quella che ha o tutti i ragazzini o tutti i vecchietti, ma è proprio il giusto mix di esperienza. Anche a lei volevamo chiedere, chi fosse interessato ad avvicinare la realtà del Cubo Rosso, imprenditore o giovane, come, attraverso i canali social? Certo, abbiamo i canali più istituzionali, che è appunto il sito che lei citava prima, che è www.ilcuborosso.it, e poi abbiamo un canale, una pagina LinkedIn che è, diciamo, la cosa più attiva in questo momento, perché siamo già nella fase storica in cui il sito internet viene superato fortemente dai social, e quindi la pagina LinkedIn, e poi sul sito del Cubo Rosso, che viene trasmesso attraverso la pagina di LinkedIn, c'è un blog attivo nel quale pubblichiamo periodicamente dei contenuti di interesse, quindi delle interviste, degli articoli che in qualche modo fanno discutere la nostra community sui temi di cui poi ci occupiamo anche in azienda. No, ma guardi, oggi come oggi, insomma, li abbiamo criticati questi social, perché ovviamente quando delle cose non si fa un uso con criterio, insomma, qualunque cosa, insomma, anche magari la più onorevole diventa vana, e crediamo che, insomma, i social da questo punto di vista, un blog di discussione, un forum, come si diceva una volta, sia fondamentale in questi tempi in cui diventa sempre più difficile anche rapportarsi. Proprio pensavamo a voi come realtà formative, cioè come questa situazione di emergenza vi abbia penalizzato in maniera assolutamente forte. Penalizzato sì, però è un punto di vista, nel anche senso questo, che giusto. Possiamo scegliere se essere penalizzati da una situazione di questo tipo o se coglierne un'opportunità. Sì. E in qualche modo noi, ma quello che mi dà più piacere è che ho visto molti come noi farlo, è stato cogliere l'opportunità. No? Prima dicevamo che nel giro di una settimana, 10 giorni, la nostra formazione è diventata quasi totalmente online, a distanza, ha richiesto uno sforzo grandissimo, però abbiamo scelto che questa fosse un'opportunità e quindi l'altra opportunità che abbiamo voluto cogliere, che anche questa è altrettanto importante anche come messaggio che io mi sento di dare, che è quella di fare sistema e di fare rete, perché l'abbiamo sentito dire in questi mesi, nessuno si salva da solo, e questo noi l'abbiamo preso come una grande verità, ma anche un grande driver.
E quindi un'altra cosa che abbiamo messo in campo, a cui crediamo molto, è quella che metterci insieme a nostri partner o possibili competitor, in verità sono dei nostri partner, ci possa creare un volano maggiore per arrivare con più facilità ma con più utilità anche alle persone. Sì, lei giustamente citava non si vince da soli, insomma, molto spesso purtroppo lo sentiamo pronunciare da chi magari è il primo a lasciarci da solo. Voi per fortuna rappresentate delle realtà invece che sostengono nel vero senso della parola, ne parlavamo prima anche con il dottor Sinigaglia, di cui ci è piaciuto molto l'esempio riferito a quel panettiere, perché in fondo parliamo di digitalizzazione, di tecnologia, di globalizzazione, ma in fondo è sempre l'individuo, certo. Cioè l'individuo da lì non si scappa, per cui l'intraprendenza, la voglia di, il desiderio anche di cambiare appunto registro. Pensiamo a un mestiere come quello del fornaio, che è molto duro, per quanto sia un mestiere che dal punto di vista olfattivo deve essere forse il miglior mestiere del mondo, ma di là insomma, di considerazioni più o meno spiritose è proprio questo, insomma, la volontà, l'intraprendenza, per cui anche il proporsi della persona stessa, crediamo. La persona è ancora al centro, no? di quelle che sono anche le questioni di cui noi ci occupiamo, e molto del nostro lavoro sta proprio nel continuare a tenere l'attenzione su questo concetto. Il cubo rosso stesso ha un payoff, si dice, quindi una frase che accompagna questo brand che dice: è il lato umano di domani. Certo. Quindi di che cosa noi ci vogliamo occupare? Della persona al centro di tutti questi grandi processi di trasformazione, perché l'abbiamo visto sollecitato molto in questi mesi, che poi un po' tutti andiamo sempre alla ricerca della relazione, del contatto, e la grande difficoltà è quella oggi di comprendere che quella relazione deve essere fatta in un altro modo. Non dobbiamo pensare che non esiste più, dobbiamo iniziare a pensare che ci sono dei modi differenti con i quali stare in relazione, vivere, incontrarsi e, per quello di cui ci occupiamo, imparare. Certo, sì, anche perché sa, intanto che lei diceva queste cose apprezzabilissime, risuona sempre in testa questo termine distanziamento sociale che c'ha un pochino... Sì, ha una connotazione... Ha una connotazione non molto apprezzate, insomma. No, ma non solo da parte di chi fa formazione, da parte proprio del nostro essere animali sociali, insomma, perché bene o male purtroppo ci sono tante solitudini al giorno d'oggi, però è anche vero che l'interrelazione, diciamo, non lo scopriamo oggi, è una strategia vincente sempre e comunque. Per concludere con Giada Marafon, no, dovremmo avere ancora un po' di tempo. Sì, abbiamo detto appunto per contattarvi attraverso i social. Voi fisicamente siete nella cittadella di Padova, sì, no? Il Cubo Rosso ha la stessa sede di Forema, che è nella cittadella, quindi in zona Stanga, che è anche la sede dove c'è Assindustria Veneto Centro. Quindi... Diciamo, il Festival delle Banalità si conclude con una domanda: come mai il nome Il Cubo Rosso tutto attaccato? Beh, tutto attaccato è una questione di brand, per cui era necessario scriverlo così. Volevo un po' riprendere il concetto del chilometro rosso, che è quella zona che sta a Bergamo, lungo l'autostrada, che molti di noi avranno visto passare, quel lungo muro rosso, che è un luogo di innovazione. E quindi abbiamo voluto qualche anno fa, quando abbiamo coniato questo termine per creare per Forema un luogo prima fisico e oggi virtuale, che contenesse tutto quello che era innovativo, abbiamo un po' voluto ricordare questo concetto. Ecco. Pazzesco, perché poi a posteriori probabilmente chi l'ha creato non pensava che oggi forse ha un significato anche diverso, insomma, pensando a Bergamo, pensando a quell'area così fortemente colpita. Veramente sì, insomma, ci sono tante cose incredibili nella vita e non sono casualità. Grazie a Giada Marafon, responsabile di Il Cubo Rosso, anche lei auguriamo buon lavoro, un lavoro che insomma, con i mesi si spera diventi non più semplice, ma insomma un po' più agevole dal punto di vista operativo e anche per quelle che sono le vostre principali finalità. Grazie. Grazie a voi, buona giornata. Grazie a Giada Marafon, responsabile di Il Cubo Rosso, a voi per averci seguito. 7 in punto vi ridà appuntamento ai prossimi momenti di approfondimento con vari temi sempre calati in questa ottica nella quale inevitabilmente ci troviamo a vivere ormai da diversi mesi, cioè l'emergenza sanitaria. Buona giornata e arrivederci.